Per quanto tempo sarai ai domiciliari ed è stato notificato? Marco Pavan si concede un po' d'aria e una sigaretta nel giardino di casa. L'operaio trentenne originario di Scorzè, da qualche anno trasferitosi con i genitori a Torreselle di Piombino Dese, nel Padovano, è ai domiciliari perché ritenuto dagli inquirenti uno degli uomini operativi affiliati all'associazione eversiva Avanguardia Ordinovista. Nelle prossime ore inizieranno gli interrogatori di garanzia per lui e per gli altri componenti del gruppo, tre dei quali di origini venete, che sono in carcere o ai domiciliari. Le indagini sono coperte dal massimo riservo. È un'indagine in corso che per una parte è condotta dai carabinieri del ROS di Padova sotto la direzione della Procura Antiterrorismo di Venezia e per altra parte per altre ipotesi di reato dalla Procura della Repubblica di Belluno. Un messaggio ai cittadini comunque di conservare la più completa tranquillità. Tranquillità che sull'arresto di Marco Pavan si sente di condividere anche il sindaco di Piombino Dese. Lo consideriamo un caso isolato per cui non si avverte un pericolo di qualcosa di radicato, di diffuso insomma, nel territorio. È un caso isolato. Escludo appunto la presenza di gruppi locali organizzati. A Torreselle c'è però chi, con qualche capello grigio, la pensa diversamente da sindaco e magistrato e ricorda che proprio qui, qualche decennio fa, risiedeva uno dei più noti neofascisti veneti. Ventura 1. Quando che la gente si arma e sta facendo questi... è preoccupante. Cose robe che non sono neanche permesse, insomma. Però siamo tutti quanti in alta tensione, questi momenti che stiamo di vivere.